ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Siamo a Zero Branco e siamo alla 30ª edizione della mostra del radicchio tardivo di Treviso. Siamo in compagnia di Andrea Lunardi, che è presidente della Proloco di Zero Branco. Ben ritrovato Andrea. Questa mattina abbiamo inaugurato questa 30ª edizione che per 2 weekend ci accompagnerà alla degustazione di questa delizia. Certo che sì, buonasera a tutti. Abbiamo inaugurato anche questa 30ª manifestazione, un grande orgoglio per me e i presidenti che mi hanno preceduto. È andato tutto bene fino adesso e aspettiamo numerosi i nostri amici, sostenitori per ballare, mangiare e stare in buona compagnia. Allora, UMPLI è l'associazione nazionale delle Proloco italiane, alle quali è iscritta anche la Proloco di Zero Branco. UMPLI sta portando avanti una campagna volta a far sì che le Proloco migliorino sempre più il livello e la qualità dei loro eventi e delle loro iniziative. L'evento di oggi, l'iniziativa di oggi, mostra del radicchio tardivo trevigiano, IGP, è certamente un evento di qualità. Noi siamo quindi qui a controllare che le cose vengano fatte in maniera migliore possibile, valutando anche le offerte, le proposte che la Proloco fa, sia culinarie ma anche culturali, ludiche, ricreative, per tutti quelli che vengono alle manifestazioni. Abbiamo un bel gruppo foltito di giovani ragazzi che al momento servono ai tavoli, sono molto impegnativi a gestirli, però è giusto che ci siano, perché se perdiamo il volontario le manifestazioni non si possono più realizzare. Troppa burocrazia, troppe cose da fare e i giovani ci servono per dare un ricambio generazionale alla nostra attività. E anche per dare nuova linfa alle nuove attività. Certo che sì. Puoi darci un parere di questa bellissima sagra? Assolutamente sì, è una bellissima sagra, il Veneto è il numero 1 in tutti i suoi prodotti, e Forza Veneto e Forza Proloco. Ovviamente, essendo la festa del radicchio, partiamo dai primi, gnocchi al radicchio, pasticcio, poi passiamo ai vari modelli di radicchio alla piastra, in saor, radicchio spadellato, comunque birra al radicchio, abbiamo di tutto e tutto esclusivamente a base di radicchio. L'iniziativa è un'iniziativa che ha pregio e che vale la pena di portare avanti. Normalmente una volta all'anno le Proloco che hanno raggiunto l'obiettivo della certificazione vengono convocate di solito al Senato a Roma, e lì in una sala ufficialmente verrà consegnato il diploma di certificazione di cui poi la Proloco potrà fregiarsi. E naturalmente adesso hai 2 minuti davanti alle telecamere per invitare tutti i telespettatori a venire questo secondo weekend a visitarvi. Certo che sì, il prossimo weekend noi finiamo il giorno, un attimo che mi perdo, 28 di gennaio, abbiamo l'ultimo weekend e vi aspettiamo numerosi qui a Zero Branco alla festa del radicchio. Grazie a tutti. Grazie anche a te Andrea, noi ti ringraziamo nuovamente, adesso andiamo a bere quella famosa birra radicchio che viene presa sul Certo che sì, posto, perché è buonissima. e diamo appuntamento a tutti i telespettatori La prossima settimana. per venire qui nei weekend 25, 26, 27 e 28 gennaio a Zero Branco, zona industriale, per degustare con degli ottimi piatti una bellissima serata. Andrea e Stasto vi aspettano e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora a tutti e vi aspettiamo, grazie.
Ciao.